Eh, Grazie Presidente. Credo sia meritevole riprendere il discorso proprio sulla prevenzione, sulla lotta agli incendi boschivi, visto appunto anche quello che è successo. E allora bisogna rilevare alcune problematiche. La prima riguardo sia la prevenzione che la previsione e la lotta agli incendi boschivi. Il sottoorganico, l'ho visto ieri sulla stampa, che è stato denunciato, il sottoorganico del Corpo Forestale regionale, che tra l'altro si lamenta abbia pochi mezzi e quei pochi vetusti e anche abbia una grossa carenza in telecomunicazioni. Per esempio durante i roghi non riuscivano a comunicare con i vigili del fuoco. E a proposito dei vigili del fuoco dobbiamo anche ricordarci che sono mancate quelle squadre in più che dovevano essere operative con la convenzione tra Regione e Vigili del Fuoco, convenzione che da 2 anni è non operativa, in quanto per la firma ci sono voluti circa 1 anno e 8 mesi, dimostrando ancora una volta veramente il torpore dell'iniziativa da parte dell'assessorato competente, o forse più che torpore siamo addirittura nel letargo. Per quanto riguarda la convenzione, poi una convenzione estremamente avara prevede 400.000 euro per dare una squadra antincendio dei vigili del fuoco, antincendio boschivo in ogni comando provinciale, quindi 4 in tutta la regione, per 70 giorni all'anno e solo di giorno. Dobbiamo ricordarci che però i giorni in cui, anzi i mesi in cui dovrebbe esserci l'attenzione sugli incendi boschivi sono 7 mesi e H24, per cui servirebbero circa 2 milioni di euro per garantire il pronto intervento dei vigili del fuoco. E questi mesi sono previsti proprio dal piano regionale antincendio. E qui c'è un'altra mancanza grossa. Noi non abbiamo un piano regionale antincendio recente. Il piano regionale che doveva essere varato in base all'articolo 7 della legge regionale 17/2019 è tuttora non ancora pronto, quindi non c'è un piano attuale. Sapete qual è il piano che regola ancora prevenzione e previsione degli incendi boschivi? Un piano che data 17 aprile 1998. Noi abbiamo affrontato questi roghi con un piano che aveva le mappe di 25 anni fa. Questa è la realtà. E il piano prevede appunto programmi, interventi, previsioni, prevenzione, tra cui le risorse per la forestale, le risorse per la prevenzione, ma è tutto fermo al 98.